questo Sì, periodo abbiamo visto tante multe ai padroni di cani che non raccolgono le deiezioni, che sì. non hanno la bottiglietta d'acqua, disperdere le urine, ma anche a chi non porta con sé i documenti dell'animale. Perché è così importante portare con sé i E perché documenti? c'è un obbligo di legge. Allora, innanzitutto questa è un'attività che riguarda il decoro urbano, è un'attività che stiamo facendo in maniera particolare quotidianamente, con Sì. agenti in borghese, ricorrendo anche al lavoro straordinario perché si fa alle prime luci dell'alba, soprattutto perché rientra in un contesto più ampio di decoro urbano a cui teniamo in maniera molto particolare. È ovvio che ci sono degli obblighi giuridici, quindi previsti per legge, oltre che per ordinanze sindacali, e quindi il cane deve avere ovviamente la documentazione necessaria attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina, che è obbligatoria per legge, quella che è tenuta presso l'ASL, perché ci si deve risalire ovviamente all'identificazione dell'animale in quanto tale e anche alla sua proprietà. Questo anche per essere in grado di poter elevare le sanzioni in maniera corretta, perché ovviamente ogni animale deve essere collegato ad un suo possessore, no? Se non Sì. vogliamo utilizzare il termine padrone. E quindi voglio dire, anche da questo punto di vista è necessario avere con sé tutti i documenti che riguardano l'animale, ovviamente anche la persona deve avere con sé i propri documenti Certo. perché previsto per legge, e poi la dotazione, il kit necessario deve essere microchippato, assolutamente, anche questo è un obbligo giuridico, tant'è che i nostri agenti hanno l'apparecchiatura Ah, tale per rilevare il microchip del cane, e quindi attraverso questa rilevazione poi si risale all'anagrafe canina, alla proprietà e a tutto, oltre ad avere tutto il kit necessario a dotazione per come dire, raccogliere le deiezioni canine, eh, e quindi anche la bottiglietta dell'acqua per l'utilizzo conseguente che se ne fa, insomma. Devo dire che la dotazione, devo dire che rispetto ai controlli che facciamo, che sono tantissimi, i possessori di cani sono dotati quasi tutti di tutta l'attrezzatura necessaria. Sono pochi i casi in cui mancano di questa attrezzatura e di questa documentazione. che poi è un'attrezzatura Um, minima in fin dei conti. sì, in fin dei conti sì, chi ha un cane dovrebbe amare l'animale, se ama l'animale dovrebbe capire anche che insomma l'animale va rispettato anche da questo punto di vista. Ci si deve comportare in maniera poi voglio dire rispettosa anche nei confronti del contesto generale in cui viviamo, della comunità e tutto. E quindi Anche perché devo con dire che da questo questo punto di caldo. vista sono forniti di dotazione. Ho il dubbio che in alcuni casi non la utilizzino perché poi molto spesso troviamo comunque voglio dire, marciapiedi imbrattati, e quindi questo va un po' in contraddizione col fatto che quando li controlliamo sono in regola. Ciò significa che alcuni di loro magari sono un po' furbetti, hanno la dotazione, poi magari in qualche caso, presi dalla pigrizia, non la utilizzano. Però siamo sul pezzo, li controlliamo e li sanzioniamo anche quando è necessario, insomma.